1952. L'abuso di acqua può portare alla morte e allora immaginate la necessità, guardandola da una prospettiva salutistica di questa natura, inserire una etichettatura allarmistica sulle bottiglie d'acqua. Ma c'è un prodotto il cui abuso non può produrre danni? Non ne conosco. Cugino, dai, muoviti a scattare quella foto che Scogna deve saziare la sua curiosità malsana, però non farti beccare, sennò ti licenziano. No, Scogna, Maggiolio è il mio mito. Non mi toccate il Maggio, lo zio Maggio. Comunque, raga, unpopular opinion, Tony F mi piace. Ladies and gentlemen, I am officially running for President of the United States. Presidente del Luca, la stronza della Meloni. Sta zitta. Io per esempio mi classifico come il primo degli anormali. Anzi, mi potrei dare al kebab senza nessun problema. Ciao tesoro, siccome stanotte abbiamo fatto le pazzie e io sono stremato, capito? Siamo tutti eredi del Duce. È oggettivo. I nostri valori da mantenere. C'è la libertà, la figa e i piedini. Questa è un'idiozia. Dovete cancellare subito questo programma. Vergognatevi, maledetti! Va adesso in onda su Radio Libertà. I barbari eleganti! Vabbè, devo salutare io, quindi buonasera, buonasera. Sono 2 anni e mezzo che saluti tu, insomma. Sì, no, perché io condivido l'ultima parte di Scogna dove dice che questa trasmissione va chiusa perché è vergognosa e tutto quanto. Non saluti, non dici neanche il nome della trasmissione. No, vabbè, comunque dai. Ormai è un violento decrescendo. Giusto. Bentornati su Radio Libertà con i Barbari Eleganti, qui con voi il solito Marco Rubeo. Buonasera a tutti, perdonate qualche colpo di tosse, ma purtroppo l'influenza che gira non poteva non essere portata anche qua ai miei amici, ai miei cari amici di Radio Libertà. Alla grande. Poi c'è anche il buon Vittorio e le donne. Buonasera a tutti, comunque Gaz, mi fa piacere vedere che tu abbia indirettamente ammesso la tua omosessualità, cioè dire che Tony F ti piace è un palese segnale. A parte quindi... che Meno male è confermato il 100% dell'omosessualità di questa trasmissione, quindi è ottimo. Io mi dissocio da quello che hai appena detto. Certi messaggi comunque vanno tenuti in privato. Pensavo peggio perché c'è tanto altro di compromettente, però... Ma infatti nelle prossime sigle io invito gli ascoltatori ad ascoltare sempre questa trasmissione fin dalla sigla, perché se le ascoltate bene ci sono dei punti in comune tra una sigla e l'altra. Adesso partirà la rubrica del mettere ogni volta un pezzo sempre più compromettente di messaggio vocale che arriva dal dottor Gazzola. Grazie, io apprezzo molto. Molto. Scherzo, Gaz, scherzo. Come è andato il weekend? Come è passata questa settimana? Impegnativo, weekend molto stressante, ecco. Giustamente. Dove? In quale località sciistica? Vabbè, un po' si vede, sono un po' più rosso del solito. Non è il fondotinta... È il fondovalle, il fondopista. Il fondovalle, sì, assolutamente sì. Però che dire, c'è stata una settimana di sole e adesso... No, è vero, è vero. Brutto, adesso è brutto. Milano è passata in pochi giorni dalla primavera inoltrata, infatti eravamo tutti contenti per questo, alla depressione di un ritorno di un freddo inverno che, insomma, ci ha riportato il cattivo umore e anche l'influenza, cugino. Purtroppo... Cambiamento climatico. Vabbè, adesso non è che dobbiamo fare... Va bene che tu ormai sei diventato un negazionista, visto che quello che dice Trump tu esegui, sei il soldatino che esegue. Ma non è che uno prende alla lettera ogni parola che viene detta. Ma tu sì, dai. Ma no. Abbiamo già una chiamata. Buonasera. No? Ok, ci siamo quasi. Sta arrivando. Buonasera. Aspettiamo. Buonasera. Aspetta però. Ce la puoi fare, regia? Buonasera. E 4.
Buonasera a tutti, Lisetta. Oh, buonasera Lisetta. Buonasera. Allora, io volevo dire questo, che c'ho in testa. I dazi americani, Sì? già materia ormai scorsa, ma però sono ancora attuali. Sono una tassa, secondo me, e creano l'inflazione. E volevo dire due parole su questo. Sì. Perché fino a pochi giorni fa Europa e USA, mi sembra, formavano il mondo occidentale. Mi sembra, Certo. che si doveva confrontare con la Russia e con la Cina. Io fatico a comprendere quanto convenga agli Stati Uniti indebolire l'UE, fomentandone, dico io, la frammentazione, proprio nel periodo storico in cui il mondo viaggia spedito, secondo me, verso una divisione in blocchi. Io vi saluto, tutto qua, quello che volevo dirvi, e buona serata, ragazzi. Altrettanto. Devo dire, un intervento assolutamente corretto e condivisibile della nostra ascoltatrice, soprattutto dopo che il Canada ha reagito ai dazi di Donald Trump e il parrucchino si è deciso di cagarsi in mano e di ritirare i dazi dal Canada. Ma questo qui prende le notizie Anche e le interpreta come vuole lui. Anche le perché notizie dopo che quel ciaddone del governatore dell'Ontario, provincia canadese, ha minacciato di lasciare al buio addirittura 3 stati degli Stati Uniti a cui l'Ontario fornisce l'energia, lo stato di New York, quello del Minnesota e, se non sbaglio, del Wisconsin. Quindi Donald Trump ha deciso di fare retrofront, controordine compagni, ci caghiamo in mano, i dazi li togliamo dai canadesi. Non è vero, è solo una e spiegherò ai miei fan, di cui abbiamo qui ad esempio un esempio lampante, che dirà: oh, che grande genio, che grande tattica che ha portato Donald Trump, lui sì che è un grande tattico. In realtà si è semplicemente cagato in mano e ha deciso di tornare indietro perché sapeva che non gli conveniva. Questo lo dici tu. Grazie al Canada, che ha fatto vedere quanto è demente quest'uomo, il peggior presidente degli Stati Uniti di sempre. Certo, grazie al Canada. No, comunque noi non è che adesso dobbiamo stare qui ancora a fare lo scontro. Vitto che dice erano meglio i repubblicani di una volta, Gaz che dice a me dei repubblicani non interessa perché tifo per un'altra squadra, io che faccio il trampiano. Diventano anche delle dinamiche che alla lunga penso che stanchino anche un po' questo pubblico, quindi non è il caso di riproporre ancora una volta la solita vecchia diatriba. Almeno è contento. Dici, gli facciamo credere che interessi a qualcuno. Ma sì, no, ma fai credere che ha fatto un discorso sensato, logico, che ha senso. Che lui abbia fatto un discorso sensato, questo è escluso, ma nella maniera più assoluta. Tu devi farglielo credere. L'avete visto? Cioè, questo qui è il trampiano, e questo qui è il coordinatore di giovani di Russia Unita che hanno 5 minuti al giorno per sentirsi realizzati, un po' di notorietà, lasciagliela, che almeno poi torna a casa bello contento e soprattutto convinto, perché solita strategia di disinformazione del coordinatore dei giovani di Russia Unita, veramente. Ma ragazzi, io in realtà, al di là di queste solite diatribe che, ripeto, hanno anche un po' stancato questa trasmissione, dobbiamo un po' liberarci da queste cose. Ormai, cugino, avete perso, Trump ha vinto, è stato eletto, sta facendo bene o male quello che ha promesso, e quindi adesso sta distruggendo il mondo occidentale, va bene. Tu puoi interpretarla in tutti i modi che vuoi, comunque fatevene una ragione, rassegnatevi che per i prossimi 4 anni la storia andrà verso questa direzione. Ora, io volevo partire in questa puntata con una notizia, non dico più seria, una notizia interessante più o meno, ma che secondo me può scatenare un interessante dibattito. Quindi possiamo iniziarla ora e poi andare, visto che mancano pochi minuti alla prima canzone, sicuramente prolungarla dopo. Allora, Scout Park, l'app svedese che trasforma i cittadini in vigilantes della sosta selvaggia e li paga. Allora, questa è un'app, è un'applicazione che consente ai cittadini di segnalare veicoli parcheggiati in modo irregolare, premiandoli con un compenso per ogni segnalazione confermata. Il funzionamento è semplice: dopo aver scaricato l'app e completato la registrazione, l'utente può scattare una foto del veicolo incriminato, assicurandosi che la targa sia ben visibile e specificando il tipo di violazione.
Per ogni infrazione confermata l'utente riceve 50 corone svedesi, che sono circa 4,30 €. Non si tratta di cifre astronomiche, ma di certo una piccola ricompensa che può motivare chiunque abbia un occhio attento e una certa intolleranza verso i parcheggi selvaggi. Ora ragazzi, io voglio che voi vi schiateniate. Vi faccio questa semplice domanda. Cosa ne vogliamo pensare? È giusto premiare i cittadini che in qualche modo collaborano con le forze dell'ordine per la legalità, oppure è il vecchio discorso del fatevi i cazzi vostri, brutti infami, non mi segnalate, chi si fa i cazzi suoi campa 100 anni, tipico italiano? E già da qui potete un po' immaginare qual è la mia posizione, però cugino, ad esempio, tu cosa ne pensi? Ma allora, come ho ripetuto già prima, la tua posizione deriva dal fatto che non hai mai dovuto cercare parcheggio a Milano. Quando ti ritroverai nella posizione di dover Milano, in generale. Quando ti ritroverai nella posizione di dover cercare un parcheggio a Milano, poi ne riparlerai. Sì. Secondo, con gli infami bisogna lasciarli in un angolo, gente senza onore che si svende neanche per 30 denari, per 50 corone svedesi. Quindi, ma se io ti dico questa è la tipica mentalità italiana del compriamoci un po' a vicenda. Ma perché vuoi togliere ai napoletani poi oltretutto l'unica cosa per cui della loro mentalità che è corretta, cioè a parte i tassisti in nero che sono una grande discorso, è un altro discorso. Cioè è una delle poche cose della mentalità napoletana che si salva e tu la vuoi eliminare, cioè. Quindi per te è giusto che invece che di segnalarsi tra cittadini, tra poi è anche un di una discorso di comunità libertà, ci si un copra a discorso di vicenda. libertà, perché già lo Stato tende a sopraffare il cittadino, se poi gli si dà una mano tra di noi e la sopraffazione c'è ancora di più, quindi assolutamente è un discorso di libertà. In questo i napoletani sono molto libertari. Ma basta, non è che dobbiamo citare sempre per una volta che gli si fa un complimento facciamoglielo, dai. Capito, però non è solo la mentalità napoletana, ammettiamolo che è un po' la mentalità italiana del cerco io di fottere il più possibile il prossimo e se non mi beccano meglio, quindi se gli altri mi aiutano a fottere meglio il prossimo stiamo tutti bene, o no? Però secondo me, mio modesto parere, un paese così non si evolve. Perché se ci copriamo tutti a vicenda quando commettiamo degli illeciti, poi da che parte andiamo? Ma sì, è oggettivamente è una questione di libertà. Cioè lo Stato, meglio così. Ma se lo Stato vuole controllarti pure attraverso che cazzo è poi la Gestapo, cioè la polizia segreta che si affida alle soffiate. Sì, inizi dai parcheggi, poi finirai che quando ci sarà un rigurgito autoritario e di dittatura in Europa, vento che Trump sta portando, oltretutto, sì. Ti ritroverai i cittadini così già predisposti, già con il mindset di andare a denunciare magari chi non è d'accordo magari perché un po' come l'abbiamo visto anche durante il Covid, come chi usciva. Esattamente, cioè, ma da quello il Covid ci ha insegnato che la libertà è un filo che è molto sottile, non va tirato troppo. Questo qui ti aiuta a tirare troppo il filo e prima o poi si spezzerà, per cui... Benissimo, sentiremo l'opinione di Gaz dopo la prima canzone, ossia Michael Jackson con Threatened. Tonight's story is somewhat unique and calls for a different kind of introduction. A monster alive in the village. The major ingredient of any recipe for fear is an unknown. And this person is soon to be met. He knows every thought, he can feel every emotion. Oh yes, I did forget something, didn't I? I forgot to introduce you to the monster. Hearing me, 'cause you know I'm a beast. Watching you when you sleep. When you're in bed, I'm underneath. You're trapping holes, and my face is the walls. I'm the floor when you fall, and when you scream, it's 'cause of me. I'm the living dead, the dark ghost in your head. I heard just what you said. That's why you gotta be threatened by me. You should be watching me. You should feel threatened. Why you sleep? Why you creep? You should be threatened.
about me. You think you're by yourself, but it's my touch you felt. I'm not a ghost from hell, but I've got a spell on you. Your worst nightmare. It's me, I'm everywhere. In one blink I'll disappear, and then I'll come back to haunt you. I'm telling you, when you fly under two, I'm the one watching you. That's all you got to be threatened by me. You should be watching me. You should feel threatened. Why you sleep? Why you creep? You should be threatened. Every time the lady speaks, she speaks to me. Threatened. Half of me can never be. So you should be threatened by me. The unknown monster is not to back from a far corner out of the dark. A nightmare. That's the case. Never Neverland. That's the place. This particular monster. Rieccoci su Radio Libertà. Dopo Michael Jackson con Threatened, grande canzone, l'ultima traccia del suo ultimo album pubblicato da vivo, e anche se in realtà sappiamo tutti che è ancora vivo e sta scrivendo canzoni su un'isola deserta. Elvis ormai è vecchio, però lui se fosse ancora vivo avrebbe 67 anni, quindi dai, c'è la probabilità che sia ancora vivo, dai, o no, cugino? Sì, assolutamente. Cioè, chi non lo crede che il re del pop non sia vivo, qualche isola sperduta a comporre musica che non pubblicherà mai. No, che sta pubblicando sotto il suo alter ego chiamato The Weeknd. Quindi, come sostiene qualcuno. E dopo questa, non so, Gaz, torniamo alla notizia di prima. Quindi, cosa ne pensi tu? Cioè, qual è la tua posizione? Lui dice, Allora. me ne fotto della mentalità, cioè lo Stato deve stare fuori, quindi se noi cittadini ci copriamo a vicenda dall'oppressione dello Stato è meglio. Giusto? Ho interpretato bene? Storpiando un po' quello che disse il maestro Richard Benson, che dice che la vita è il nemico. Lo Stato è il nemico! Straordinario. Va bene. Gaz. Allora, parte dalla Svezia, no? Sì. Quest'app. Quindi la Svezia, tanto di cappello per la mentalità che hanno lì, perché è un paese civilissimo, Sì. però noi siamo mediterranei, no? Sì. Cioè, siamo un paese mediterraneo. No, ma metti solo la tua opinione. No, cioè, ti se dico- fossi tu il sindaco. Però c'è ragionamento dietro, capito? Sì. A Milano io sono il primo che fa solo, sottolineo solo, Doppia fila. parcheggi creativi. Sì, e mi ma stupisco. ragazzi, ma lasciate stare il No, discorso ma grandi aspetta, città in generale. adesso arrivo al Perché punto. nelle grandi città è normale Sì, che non ma trovi allora parcheggio. mi fai la domanda, fammi No, rispondere, capito, cioè, dai, mi prego. interrompi ogni 2 secondi. Prego, ti chiedo scusa. Sembri da Lili Prego. Gruber, Ma non no, lo so no. io. Vabbè, a Milano io parcheggio solo creativo, Sì. e certe volte mi stupisco perché dico, cavolo, ma questo parcheggio è veramente creativo, perché magari lo faccio prendendo le dovute distanze, Sì. che non do... Quasi non un'opera rompere- d'arte. Sì, un'opera d'arte, è veramente un'opera d'arte. E noi milanesi siamo degli artisti ogni giorno, quindi al Sì. di là di questo aspetto. E quindi di per sé io ti potrei dire, uno che mi segnala per come parcheggio e fa lo sbirro, tra virgolette, mi starebbe un po', insomma, Sì, non sulle l'accetterei, balle. Certo. Gli direi su dei dos e vai avanti, no? Cioè, fatti i cazzi tuoi. Addirittura lo fa perché viene pagato, Esatto. dici. Però, Ecco, qua ti volevo. se io non andassi in giro in macchina e camminassi solo e basta, e non so, andassi a prendere l'aperitivo, Sì, mi servono un po' di soldi. sì. Allora lì sono d'accordo che dico, cavolo, devo fare l'aperitivo, trovo una macchina lì parcheggiata sul marciapiede che dobbiamo Mi passare servono quei una 5 alla euro volta, per mi servono quei l'aperitivo. 5 euro, anzi mi va ancora più di fortuna perché ne becco 2 di fila parcheggiate male, creativo 10 così, euro. sono già 10 euro. Ne becco una 3 all'incrocio, sono già 15 euro. Fine, 15 euro, mi sono fatto un bel aperello, mica male. Allora ti dico, benvengano queste app, benvengano queste cose. E... Tu ne fai una questione puramente economica. Sì, No, beh, ma sono- questo qui poi è quello sono che sta a St. abbastanza- Moritz,
6 mesi l'anno praticamente. E vabbè, sono abbastanza individualista, nel senso che dipende Ma un po' dalla... individualista quando sono cazzi tuoi, per il resto certo. sei sempre col pugno Ragazzi, chiuso, chiedere ragazzi. tasse su tasse, da nuova Unione Ragazzi, il Sovietica. circolino funziona così, non è che ci siamo inventati il circolino così a Circolino caso. appunto, cioè testa e cuore a sinistra e portafoglio a Ma destra. basta, queste frasi riciclate, ma aggiornatevi. Ma scusa, è vero, ma scusa, ma se tu... qui ci sono i lavoratori Vittorio, che ragionano per i lavoratori. ti faccio una domanda quelli molto... del circolino che ragionano Ti per faccio quelli una del domanda molto circolino, concreta. dai. Ti faccio una domanda, anzi, ti faccio due domande molto concrete, situazionali, no? Cosiddette situazionali. Certo. Sei in macchina a Milano. Ma lascia Non stare, trovi... No, io vorrei un'opinione no, su un ma li discorso faccio... genere. Li faccio... Vedi che sei in Abruzzo. Ma no, perché che non c'è adesso problemi vedrai che lui parcheggi. fa tanto così, poi mi dà ragione. Sei in macchina a Milano, non trovi parcheggio, no? Cosa fai? Un parcheggio? Ma io Fai il sono parcheggio assolutamente gratuito, d'accordo. ok. Non, Fai il parcheggio gratuito. assolutamente. Ok, sei a piedi, ti servono un po', cioè non è che ti servono soldi perché comunque ce li hai, vuoi guadagnarci, farci un Ma po' non la mi cresta servono, sopra. io lavoro, i miei soldi me li guadagno, ma che Vabbè, cazzo vuoi me ne farci frega? la cresta, ti dici, ti sei svegliato male la mattina, ti ritrovi 3 macchine parcheggiate lì sul marciapiede in maniera creativa e dici, vabbè, 15 No. euro ripago l'aperitivo, denuncio, tac, 15 euro, ho anche fatturato e magari un euro in più ci ho guadagnato. Ok, no? ma se non fosse per i soldi, No, se non fosse per i soldi, tu No, non vabbè, è saresti chiaro che adesso d'accordo. esagero. No, se non fosse per i soldi ti direi funziona in quei paesi nordici come la Svezia, Dove sono tutti Danimarca, belli dove popolosi. sono molto civili e io li apprezzo un casino perché andare in Svezia è un altro mondo in tutti i sensi rispetto a qua, però in Però Italia... questa civiltà lasciamogliela loro. No, noi ma qua in, rimaniamo- qua in Italia non funziona, ma è un po' come le ciclabili, no? Noi vogliamo fare ciclabili ovunque come fossimo ad Amsterdam, in realtà tu fai le ciclabili a Milano per 20 metri, poi si spezza la ciclabile, Guarda Corso Buenos Aires come ci è sono messo. ciclisti che rimangono sotto ai tir, capisci che c'è anche un Certo. problema un po' più profondo di qualche ciclabile o qualche iniziativa del genere, più un problema culturale, ci vuole tempo. Però in teoria, per rispondere Però, alla cioè, domanda... se sei a Caltanissetta, metti che sei a Latina, che sei a, non lo Sì, so, ad Avezzano, nella non Marsica. non cambia, però io sono d'accordo comunque in generale, in linea generale proprio di principio ci sta come cosa. Ok, ok. Nella vita concreta, al di là dei Certo. soldi, che non è quello, adesso stavo un po' scherzando chiaramente, Certo, certo. però al di là di quello, cioè, ci sta, però è abbastanza Però tu non impossibile da pensi vedere. come Vittorio che poi si creerebbero delle cose tipo insegniamo i cittadini a mettersi uno contro l'altro, a fare secondo le me- spie, un secondo po' come me- avveniva ai no, tempi ma del secondo Covid. me è anche una sorta di dissuasore, no? Nel senso che comunque responsabilizzi il cittadino. Lo penso anch'io. Abbiamo una chiamata. Ma no, ma c'è Abbiamo una ragione, chiamata. va a Buonasera. responsabilizzare così. Sì, buonasera, sono Giampaolo Bernasconi della provincia di Como. Bentornato Giampaolo. Buonasera, salve. Sì, sul discorso dell'app non sono d'accordo, penso che o Fele fatto a me stesso, cioè, per dirla in dialetto milanese. Lascerei questi compiti alla polizia, ai carabinieri, alla guardia di finanza. Certo. E non ero neanche d'accordo con le ronde, quando la Lega faceva le ronde. Comunque volevo dire una cosa su Donald Trump, se possibile. Certo. Sì, due aspetti di Donald Trump. Vabbè, Donald Trump è una reazione agli eccessi della sinistra, a quello che ha fatto Bill Clinton nel 94 con l'entrata con il GATT, con la promozione delle delocalizzazioni, e con l'entrata della Cina nel WTO nel 99 con delle condizioni favorevolissime alla Cina che hanno deindustrializzato l'Occidente e l'Italia. Poi volevo dire ancora su Trump, Vance, il vicepresidente, è venuto qua in Europa a parlare della libertà di parola e libertà di espressione. Sì. Come ho detto, io quando telefono faccio nome e cognome. So che Radio 24, Tele Lombardia censurano le telefonate, questa radio non lo fa. Certo. Però la libertà d'espressione è una cosa molto importante. Vance, che è il vicepresidente di Trump, l'ha detto agli europei, cioè voi non avete la libertà d'espressione in Europa e neanche in Italia. Certo. E quindi penso che Donald Trump sia una reazione a quello che è stata la sinistra, che per fortuna ci sia Donald Trump. Grazie e buona continuazione. Grazie.
No, no, ma io sono d'accordo, cioè nel mio ideale tipo di presidente di centrodestra non c'è Donald Trump, ci sono certamente idee più moderate e anche altri toni. Quella è una risposta estrema a una situazione estrema, un po' come abbiamo visto Milei in Argentina. Però vabbè, il cugino chiaramente non sarà d'accordo. Però sono grandi amici, sono grandi amici. Sì, ma uno sta tagliando la spesa pubblica come se non ci sia un domani, l'altro sta per fare il debito più alto della storia americana, come fai a paragonare? Io ti parlo dal punto di vista culturale, lascia stare poi l'amministrazione dello Stato. Ma uno Come di cultura ne ha, Trump perché è un la professore stata. universitario, è una persona che ha studiato, l'altro Ma è... io sono un grandissimo fan, ma ti dico, dal punto di vista del mio prototipo di presidente della Repubblica di centrodestra, io preferisco molto di più Milei per come è Trump. Però ammetti che fa godere vedere, insomma, la vittoria di questo come risposta agli eccessi dall'altra parte. No, perché No. comunque Donald Trump è woke tanto quanto lo è la sinistra. Tanto quanto lo è Gazzola. Ma Donald Trump è il woke del mondo dei cristiani, dei cattolici, degli ultraconservatori. Ma cosa non è vero? Ma stanno bannando parole, cioè anche solo non permettere va bene negli sport, posso capire che le donne trans che non partecipino agli sport, ma Io dall'esercito, sono convinto che questo clown, nel momento in cui si fa qualche settimana in Ucraina, torna fan sostenitore di Trump proprio a livelli allucinanti. Guarda, fagli fare una ma settimana parla e quello mezzo in del Ucraina, Cicolino, proprio. dai, ma torna a St. Vittorio. Moritz a sciare, dai, Vittorio, ma smettila. E poi bravo, fai il reazionario, quello che sta dalla parte dei poveri. Ma però non l'ha mai fatto lui. Ma no, è solo il bolscevico della Ma trasmissione. sì, dai. ha finito il dizionario. Allora, signori, possiamo farci una promessa? Possiamo per almeno 2 o 3 puntate non parlare più di questo fottuto argomento? È ormai siamo monotematici, dobbiamo parlare solo di quanto è estremista Trump, giusto, cugino? Esatto. Bene, signori, andiamo con la seconda canzone, i Lorna Shore con Apoteosis. Se me la togli-
Rieccoci, Rieccoci. dillo Ma- tu. Ma su parliamo, Radio... sì, no, vabbè, su Radio Dopo Libertà gli ormai lo sanno dove apoteosis siamo. dei Lorna Shore, questa Ma canzone. parliamo di quelli che hanno festeggiato l'8 marzo e il giorno dopo iniziano a insultare le donne, a Ma non è trattarle vero. male. Hai qualche idea, Gazzola? No, perché sentivo in giro certi casi, certe situazioni di certe persone, non faccio nomi assolutamente, però l'8 marzo, viva le feste, Qua nessuno insulta le viva donne, nessuno si viva deve le donne di permettere. qua e di là, e poi Siamo dal qua giorno dopo, il 9 marzo, ce l'avevano già dimenticati tutto quanto. Infatti è orribile qua in questo studio, oltretutto vergognoso, siamo qui a lavorare, vergognoso. siamo qui a lavorare con una signorina, quindi nessuno in questo studio deve permettersi mai di insultare le donne. Le donne non si insultano se non se lo meritano. Detto ciò, vedi, allora commenti, vedi, dalla regia fanno il no con la testa. c'è qualcosa che non va in C'è questo qualcosa discorso, che non c'è va qualcosa in che non La va. regia vuole intervenire un attimo oppure ha qualcosa da Quanta dire? viltà. Quanta Siamo viltà. d'accordo. Quanta viltà. Siamo d'accordo. Lei entra, dice quanta viltà ed esce. Rubeo out. Rubeo out. Qui nessuno insulta le donne, nessuno si permetterebbe mai di insultare le donne. Allora, infatti stavamo parlando di le donne. Azienda filma i dipendenti in bagno e pubblica i trasgressori sul muro della vergogna. È polemica. Siamo in Cina, andiamo in un'azienda cinese, un'azienda Secondo tecnologica me, cinese. All'azienda per ogni pubblicazione gli hanno dato 5 euro. Ecco. Un'azienda tecnologica cinese ha installato telecamere nei bagni per controllare i dipendenti che trascorrevano troppo tempo in pausa. I lavoratori, sorpresi a fumare, giocare o restare troppo a lungo in bagno, venivano esposti con foto su una bacheca pubblica. L'azienda ha dichiarato che la misura mirava a prevenire sprechi di tempo e a mantenere un ambiente più produttivo. La pratica ha suscitato indignazione sui social media con accuse di violazione della privacy, vorrei ben vedere, e di potenziali violazioni legali, vorrei ben vedere. In passato altre aziende cinesi avevano già adottato metodi simili per ridurre il tempo trascorso dei dipendenti in bagno. Cugino, so che tu qui ti vuoi scatenare, hai tanto da dire. Poi tu vuoi che non torno su questo argomento, ma bisogna tornare su questo argomento. Questa qui è la differenza fondamentale che c'è tra noi e loro. Questa qui è la differenza tra il modello comunista che sfrutta le persone, che non ha interesse nella loro libertà e nella loro privacy rispetto all'Occidente. L'Occidente è la terra delle libertà. Qui nessuno potrebbe mai permettere di fare una cosa del genere, perché è una violazione della privacy dei lavoratori veramente vergognosa. È un qualcosa che una motivazione in più, anzi, per invece di fare i dazi all'Europa, di farli alla Cina e magari di lanciare qualche bomba democratica. Questo no, perché altrimenti scoppierebbe la terza guerra mondiale. Comunque i dazi alla Cina ci sono, con queste... verranno confermati. Basta con queste cose. Dai. Ma lanciamo qualche bomba democratica come bei vecchi tempi, come faceva Bush. Esportiamo la democrazia. Noi abbiamo il diritto di farlo perché abbiamo dei valori superiori della libertà. La libertà, la libertà, la figa, e per chi è invece dall'altra sponda, anche cazzo, i piedini sempre. Gazzola, non fare quella faccia, bisogna essere inclusivi. Io chiedo alla regia di censurare completamente, chiudere qua la puntata, perché Gazza, lascia stare quello che ha appena detto lui della figa, dei piedini, sì, ma non è che devi ripetere dell'Occidente, dell'inclusività. Siete dei sessisti, concentrati volgari, sulla notizia. Fascisti, omofobi e xenofobi. Sei tu che non sei voluto venire al Vili. Sei tu che non sei voluto venire al Pride l'anno scorso ed è noi degli omofobi. Vergogna. Ecco. No, cosa ne pensi, a parte gli scherzi? Cosa ne penso? Il suo sogno bagnato. Ma smetti, le telecamere nei bagni aziendali non si mettono, punto. Cioè, poi capisco l'imprenditore se ci guadagna 5 euro ogni volta che riprende, però le telecamere nei bagni non si mettono. Andiamo lì a protestare, mandiamo
il buon Vittorio Le Donne, Visto che vuole fare visto tanto che fa tanto il rivoluzionario, il Che Guevara l'uomo della situazione, a membro vai, duro. Ti querelo, che Che caro Guevara? Vittorio, prendi i tuoi cartelli con Prendi il il pennarello, vai a Shenzhen, no? Sì. Vai a Shenzhen davanti alla fabbrica, ti incateni lì, inizi a protestare, a fare il Che Ma io Guevara piuttosto come vado in Vediamo piazza l'azienda. Tiananmen a chiedergli delle spiegazioni. Certo. Facciamo vabbè, nomi dai. e cognomi, come diceva qualcuno. L'azienda Lixun Electro Acoustic Technology Company, che proprio sembra un nome generato dall'intelligenza artificiale. Dammi il nome di un'azienda tecnologica. Lixun Electro Acoustic Technology Company. Alla grande. Vergognatevi Vergogna. per scoraggiare le perdite di tempo e comportamenti scorretti. Però, Gaz, non è un po' un modo per andare contro a una certa mentalità occidentale dell'iperproduttività, sempre di essere overperformanti? Non so, provo a darti un po' un assist. No, ma non esiste, cioè tu non metti le telecamere nei bagni aziendali, punto, cioè poi non esistono discorsi. No, ma io sono d'accordo. Assolutamente no. Se tu metti le telecamere nei bagni aziendali diventa un ambiente tossico, cioè una ragione in più per farlo diventare un ambiente tossico, no? Quindi, Dai, Gaz, il tuo argomento preferito. allora, io devo dire che poi c'è questo fenomeno, no, di Fabrizio Corona, Che ultimamente è tornato tanto di moda in tornato Italia. tanto di moda, ma pensa che io conosco persone che hanno fatto anche l'abbonamento. Sì. Chissà chi. Quanto costa l'abbonamento? Ma penso su intorno a 5 euro. Vedi che tutto circa. torna. Tutto torna, Tutto torna. 5 euro, Tu denunci un parcheggio creativo e ti già, paghi un mese sei già di Corona rientrato, Prime. capito? Vabbè, comunque questi qua hanno iniziato a fare l'abbonamento a Fabrizio Corona, 5 euro di qua, 5 euro di là, ciappa su, porta qua, e poi Fabrizio sta spopolando. Oggi esce, però io l'ho letto poco fa, non è che sono un esperto di Fabrizio Corona, No, però oggi hai il esce... suo poster in camera. Non è vero, non in camera, Non in però camera. oggi esce In bagno. un'altra puntata, no? Dicono, poi dicono. non so se effettivamente sia così. E c'è un'anticipazione, Sì. perché Fabrizio Corona mi hanno detto... Sì, vabbè, dai, giochiamo a mi han carte detto- scoperte. No, carte scoperte, cosa vuol dire? Mi hanno detto che Fabrizio Corona ha pubblicato un video dove attacca Davide Lacerenza, no? Sì. Della gintoneria, sapete, Che è stato arrestato insieme alla figlia di Vanna Marchi eccetera, eccetera. per E la oggi se ne prostituzione, esce per la su droga, quel cose normali, grandissimo giornale che è il Fatto Quotidiano. Sì. E c'è una notizia in cui lui dice: il video in cui faccio l'amore nella gintoneria lo pubblicherò io per la gioia di tutte voi. A proposito della festa della donna, per la gioia Corona di tutte esce lo voi. scoperto sul caso Lacerenza. Quindi lui ha fatto, secondo me, una mossa di comunicazione che è tanta roba. Cioè lui ha anticipato uno scandalo che poteva andargli contro, no? E in più ha denunciato anche Davide Lacerenza per un altro presunto reato. Un serio imprenditore, che ha commesso. un serio imprenditore. Ma no, ma Che ti lasciava dei piattini vuoti nel bagno, giusto per farne buon uso. Ma viviamo in una città dove credo di poter dire tranquillamente il 40-50% pippa. Questo è una cosa che è regolare. Io mi consenta. Tu non pippi, cioè, non pippi. Se tu pippi, non è che tu da solo sei il 40%, cioè, adesso ma allora, non è che se tu pippi allora il 40% di Milano pippa, cioè, quando Filippo Sciappari. Ma quando mio padre andava a cena con dei suoi amici imprenditori, per loro era buona norma andare in bagno e farsi una striscia. Ma io non so, una buona creanza. Cioè, adesso... E anche quanto riguarda il tema della prostituzione, a parte che dovremo batterci, dato che è anche una battaglia storica del partito che dovremmo rappresentare, della legalizzazione della prostituzione, perché è sacrosanto che una donna possa utilizzare il proprio corpo per trarne profitto. Ma assolutamente sì.
E secondo, quando ad esempio ero andato in una discoteca a Milano, non facciamo nomi, Adesso quando il no, non è più è ancora aperto. Ti ricordo che siamo in diretta comunque. È magari vicino alla stazione di Porta non facciamo nomi. Non facciamo nomi. Magari fila americana. Che cazzo vuol dire? Così, giusto per... Comunque, quando il PR per invitarti a entrare ti chiedeva se volevi delle signore, diciamo, di accompagnamento per invogliarti ad entrare. Quindi mi sembra una patria. Tu cosa rispondevi? Ma no, ma perché non ne ho bisogno, sinceramente, quindi al momento finché al momento non ne ha bisogno. Vabbè. Secondo giorno in Moldavia potrei averne bisogno, dato i manovri a Cisnau, quindi mentre io scogno al talebano e la tua amica andremo in Transnistria. No, però ha fatto un discorso serio. È vero che comunque Davide La Cerenza ha fatto scandalo per tutto quello che girava intorno alla gintoneria. È un po' diventato il capro espiatorio. Sì, però non è l'unico che a Milano ha locali di questo tipo. Cioè ce ne saranno altri 1000. È il classico discorso di moralismo. Cioè, è chiaro che lui era quello più conosciuto per il giro che aveva, per va bene che lui non era il ragazzo più intelligente della classe, cioè postare nelle storie dove insomma si divertiva con la polverina bianca, però anche poi i giustizialisti sono subito attaccati alla gola per dichiararlo già colpevole quando ancora non è solo nel registro degli indagati. Di santo, cioè qualche non è reato uno stinco di santo, però magari sulla prostituzione non ci metterei la mano sul fuoco che sia tutto vero, però la presunzione di innocenza vale anche per chi non è ci stinco sono di però santo. dei video insomma dove tanta presunzione di innocenza. Vabbè, ma perché pippava, dai, cioè non è mica un reato pippare, dai, cazzo, non è un reato. Ma neanche spacciare è un reato, ci manca. Quello lì lo dici tu, ma neanche evadere è un reato, ma lo sai benissimo che le forze dell'ordine appena ti trovano qualche grammo in più ti accusano subito di spaccio, quando in realtà magari ne fai solo uso personale. Neanche bullizzare i poliziotti è un reato, ma non sono reati, cioè, ma in realtà c'è il signor Champagne è innocente fino a prova contraria. Ha messo qualche video dove si vedevano certe cose, frequentavano la gintoneria per bere qualcosa quando erano fuori dal servizio, bere un caffè quando erano in servizio. No, ma assolutamente, quello assolutamente. Vabbè, andiamo avanti. Gazza, cosa succede ad Alba? No, leggi te, non allora, leggo queste cose. Cugino, sei mai andato in un centro massaggi thailandese? No. Cinese? Giapponese? Coreano? Ancora no. Gazza, pongo a te la stessa domanda. Beh, l'8 marzo era la festa delle donne, io te lo dico, te lo ripeto. Ma cosa c'entra? Anzi, dobbiamo batterci per fare in modo che le donne siano libere di fare anche queste cose. Ma lui è già libero di fare queste cose. Lui? Vabbè. Ma non tutte le donne. Vabbè. Allora, no sesso, qui solo massaggi. Il cartello sulla vetrina del centro thailandese ad Alba. Troppi clienti chiedevano altro. Ora più donne tra i clienti. Siamo ad Alba. Siamo al centro massaggi Sabai, che in italiano significa bene o benessere, in via Manzoni ad Alba, facciamo anche pubblicità, per Porn Sawan Noi Muyen, per tutti Tang Mo, rappresentava il coronamento di un sogno. Originaria della Thailandia, in Italia da 10 anni, sposata con un imprenditore piemontese e con una figlia di 5 anni, Tang Mo a luglio 2024 aveva deciso di mettere a frutto gli studi e l'esperienza da operatrice del benessere, aprendo un piccolo centro massaggi nella centrale via Manzoni di Alba. Una minuscola oasi di pace dove portare le millenarie tecniche del massaggio Thai a 2 passi dalla piazza Duomo, fulcro della vita. Vabbè, ma ci sta facendo tutta la geografia della città di Alba. Passando quella parte vai avanti, no? Fulcro della cittadina, che per la donna si è rivelata però un'esperienza in chiaroscuro. Fin dalle prime settimane erano numerosi gli uomini che entravano e chiedevano esplicitamente se si effettuassero massaggi erotici, spiega Tang Mo. In alcuni casi si è arrivati a vere e proprie avance durante i massaggi.
comportamento che crea ansia e disagio alla massaggiatrice. A volte tornavo a casa sconvolta e schifata, ma ho imparato giorno dopo giorno a rispondere in modo deciso e determinato per far capire che certe richieste non solo erano inopportune, ma costituivano una vera e propria violenza nei confronti di una professionista che stava semplicemente chiedendo di poter lavorare. Scusate. Su di me. Esatto. Dopo un'esperienza disdicevole con un cliente particolarmente insistente, a inizio gennaio Tang Mo ha deciso di passare alle vie di fatto. Aiutata nella traduzione in italiano dai commercianti nella via, che hanno subito solidarizzato con la donna, con cartelli in vetrina, tra cui un no sesso scritto a caratteri cubitali. Da quando ho affisso il cartello, le richieste inopportune sono cessate. Se da una parte è crollato il numero di uomini alla ricerca di massaggi erotici, dall'altra si è registrato un forte aumento di prenotazioni da parte delle donne. Sono triplicate le clienti donna, assicura Tang Mo. Cugino, tutto è bene quel che finisce bene. Ma assolutamente, cioè la povera signora non aveva alcuna intenzione di fare di avere, come dire, dei rapporti, o comunque non avere un centro che andasse oltre a quello che sono i massaggi. È assolutamente una sua libertà, va rispettata, e anzi quei clienti troppo insistenti che hanno fatto una vera e propria violenza sessuale, perché se ti approcci con una persona, magari la tocchi senza che lei non voglia, è una violenza sessuale. Quindi spero anzi che vengano, questo è il caso in cui la polizia dovrebbe attivarsi per fare dei controlli, non solo dei Davide La Cerenza di turno. Assolutamente, ha ragione. Ma Gazza, ma non siamo noi un po' come comunità che partiamo prevenuti, che appena vediamo un centro massaggi subito pensiamo a quello? Ahimè sì, cioè è inutile siamo un po' tutti nasconderci. colpevoli, un po' come per l'8 marzo, siamo un po' tutti noi uomini colpevoli, dovremmo un po' tutti fare un mea culpa. Vabbè, sì, comunque assolutamente sono d'accordo con il discorso che ha fatto Vittorio. Il problema è che poi se tu vai a chiedere a uno per strada che cosa ne pensa dei centri massaggi, ti risponde inevitabilmente a me ti rispondi in un certo modo, perché Milano è piena, le grandi città sono piene, oltre ai locali Davide La Cerenza, ma non solo le grandi città, tutte le città. Però a Senago da noi ce ne saranno almeno 3 o 4, quindi, e siamo un piccolo comune, quindi sì, cioè, è chiaro che poi è un po' una piaga che ha preso piede da noi, no? Certo. E se venisse invece regolarizzata la prostituzione, magari certe situazioni non ce ne sarebbe bisogno. Esatto, non si verificherebbe. Dai, chiudiamo questa puntata con qualcosa di un po' più allegro, dai. Parliamo dell'Eurovision. Sì, allora, però io posso dire, sì. Gabri Ponte ha vinto il Sanremo sammarinese, no? Sì. Mettiamola così. Le selezioni per andare all'Eurovision. Bene. Però, cioè, adesso a me suona un po' strano, no? Perché di tutta l'Italia ci hanno massacrato le orecchie da Sanremo italiano ad oggi, sì. no? Di Gabri Ponte a San Marino ne hanno parlato non so quanto tempo, sì. Quindi si sapeva già che sarebbe andato lui, con tutta l'Italia. Con tutta l'Italia, poi hanno partecipato lì Bianca Azzei, Marco Carta, dalla rappresentante di lista, cioè un sacco di comunque ma cantanti. Non solo, per gli amanti del metal anche il cantante della band Rhapsody of Fire ha partecipato. Sì, ma per dire, comunque, cioè a me sembra un po' stata una competizione un po' diciamo falsata, certo, no? Cioè, Perché era una canzone che comunque è stata scritturata dalla Rai, se non sbaglio, cioè non è una cosa che lui si è inventato e poi la Rai Gabri Ponte bravissimo, andrò al suo concerto, non vedo l'ora. Concerto adesso. Sì, al suo evento a San Siro, sarà sul Pratone, quindi... Tu sei uno di quelli che paga 100 euro per andare a San Siro a vedere Gabri Ponte. Io ho delegato a prendere il biglietto. Ah, hai delegato? Ho delegato, io delego. Tu deleghi. Anche tu dalla regia? No, 50 euro. 5 minuti ti ammazza per certe cose. Oh. Allora, diciamo che quello che penso io è, a parte che è oscena come canzone, sono i peggiori stereotipi, Gabri Ponte, però al di là di questo, ma conviene a San Marino presentarsi all'Eurovision con
un testo che inneggia a quel paese da cui ci tiene tanto a distaccarsi, a risultare indipendente. Sì, però Cioè, un po' cioè, tutto il mondo considera San Marino una parte dell'Italia che fa finta di non essere Italia, ma alla fine a tutti gli effetti è Italia. giocano anche nel campionato italiano, quindi gli non è conviene che presentarsi fanno finta con di non tutta essere l'Italia, Italia. tutta l'Italia. Ah, sì, Vabbè, ma come il ma Monaco gioca nella Come Liga il 1, Monaco nella cioè, Liga 1, l'Andorra Almeno il Monaco ha quella scusa del paradiso fiscale. ma anche San Marino comunque San Marino- mica mica tanto. beh, rispetto Sono già all'Italia informato. Sei già rispetto all'Italia chiunque è un paradiso fiscale, cioè... Ma sì, però andare in giro con la macchina sammarinese è tanta roba, e fa figo, perché uno la guarda e dice che bel disegnino che è sulla Cioè, ha targa. sicuramente più senso Città del Vaticano rispetto alla Repubblica di San Marino. No? ma in realtà è la repubblica più antica del mondo, quindi No, comunque ma è una bellissimo storia posto, importante. però Vabbè, cosa ti lamenti? No, Basta, cugino, ha vinto, tu che ne appunto. pensi? Alla Mi fine piace. bisogna dire la verità, i veri italiani tiferanno all'Eurovision per la vera canzone italiana, ovvero Espresso Macchiato di dell'Estonia. Oh! Assolutamente. E noi il giorno dell'Eurovision, che sarà Assolutamente a sì. maggio, credo, a maggio, no? Sì, saremo tutti pronti a tifare per Tutta l'Italia. l'Estonia. No, tu voterai tutta l'Italia? Spenderai i tuoi 30 centesimi di credito? No, io non li spendo neanche, io spendo... No, però se trovi una macchina in doppia fila e ne ricavi 5 euro E poi faccio l'abbonamento a Fabrizio e poi fai Corona. l'abbonamento a Fabrizio Alla Corona grande. e quei 50 centesimi Alla li spendi grande, per- questo è il business. Vai. Cugino, noi ovviamente voteremo Espresso Macchiato. Assolutamente. Auguri. Auguri. Bene, Auguri. signori, Ognuno, allora... ognuno faccia il proprio corso. Va bene. Sì. O i corsi. Va bene. Santo Dio. Allora, signori, speriamo che questa puntata dei Barbe Eleganti vi sia piaciuta. Vi diamo appuntamento settimana prossima, se non ci cancelleranno il programma, e comunque ci tengo a ringraziare la redazione di Radio Libertà per non averci ancora cancellato il programma. Vi diamo appuntamento a settimana prossima e come sempre, cugino, viva i piedi!